Allora, con Massimo Mariotti partiamo dal finale. Che bella la liberazione e l'esultanza. Il 2-2 del Grosseto in rimonta ha restituito veramente una squadra che ci fa sorridere. Beh, è stata sicuramente una rimonta importante perché farla con una squadra così è veramente tanta roba e questo ci deve dare autostima pur rimanendo umili. Ma io dico la sincera verità, già dalla parte di Viareggio dove meritavamo sicuramente il pareggio, anche la partita in casa col Monza che sono intensi tantissimo in questa fase del campionato, non avevamo giocato male e stasera chiaro che nel computo delle percentuali di conclusioni il Bassano è superiore, no? Perché ha una qualità nella rosa. Se pensiamo che stasera si è permesso di tenere fuori Giuliano Giuliani, io personalmente è un giocatore che a me personalmente piace tantissimo, questo dà l'idea della forza di questo roster e della capacità che possano avere durante il campionato. Ma quello che avevo detto alla squadra è che nonostante fossimo sotto di 2, per tratti nel primo tempo abbiamo subito tanto la loro pressione e nel secondo a un certo punto gli ho chiesto di non allargarsi più perché più tenevamo la partita sul 2-0, oggi ormai nell'hockey basta un episodio per ritornare in partita, come è successo abbiamo fatto il 2-1, lì il Bassano chiaramente aveva due scelte, quello di conservare o quello di forzare per cercare il 3-1. Una volta che hanno sbagliato la punizione di prima hanno cercato la gestione e noi siamo stati bravi nell'occasione e fatto il 2-2. Chiaramente per noi è un risultato veramente importante. Un punto molto importante che fa seguito ai 3 punti di Castiglione, però come ci ricordavi già da un po' di settimane la partenza del campionato del Grosseto vede affrontare diverse squadre molto impegnative e non c'è tempo nemmeno di rifiatare perché il 1° novembre siamo qua che c'è il Lodi che è un'altra grande squadra, quindi altro banco di prova molto importante. Sicuramente sabato con Lodi sarà un'altra battaglia, però dopo un risultato così, anche se ora siamo stanchi, a livello mentale queste 2 partite secondo me ci danno tanta energia nervosa. Chiaramente Lodi lo dobbiamo rispettare al massimo perché è un'altra squadra, probabilmente subito dopo Tristine e Bassano c'è Lodi che ci metterà tanta pressione. E quindi sabato sarà una partita dura, però e poi andiamo a Valdagno, dopo inizierà un campionato diverso dove affronteremo molte squadre del nostro livello e quindi ora pensiamo a festeggiare questo pareggio stasera. Chiaro, non è una vittoria, ma per come è maturato direi che è quasi una vittoria e questo ci dà morale, ci deve dare autostima e cercare sabato comunque di giocare la partita per vincere. Grazie a Massimo Verotti, complimenti per il risultato, ci vediamo sabato. Grazie a voi.